l'abuso di alcol che è tossico per le donne, un problema importante che dobbiamo affrontare come società scientifica. Sì, lo dobbiamo affrontare anche prima di pranzo, in modo che dopo non ci sia un'abitudine al consumo di alcol da parte degli amici giornalisti. Ma io in realtà volevo dire una cosa prima, se me lo consenti, Mauro. La dottoressa Martorana e la dottoressa Miglietta sono qui oggi perché entrambe sono praticamente l'anima delle linee guida, l'anima reale, quella che poi le scrive, delle linee guida IOM, la dottoressa Miglietta delle linee guida sulla malattia Early, sulla malattia non metastatica per capirci, e la dottoressa Martorana per la linea guida della malattia metastatica, che è una nuova linea guida che abbiamo introdotto quest'anno. Loro due sono quelle che hanno scritto tutto, quindi organizzando questa conferenza stampa ringraziamo AstraZeneca e la dottoressa Dorigo di aver ceduto alla mia richiesta, praticamente era un comando di avere loro due, mi fa piacere averle qui perché volevo rendere omaggio a loro due, che poi parleranno anche, avete già parlato? Avete già fatto? Hanno già parlato al Congresso nazionale. Detto ciò, l'alcol insieme all'abitudine tabagica, insieme alla ridotta attività fisica, insieme a tante altre cose che abbiamo continuato a dire e continueremo a dire nel futuro anche come Fondazione IOM, sono chiaramente dei rischi per aumentare, dei rischi per la salute di tutti, per ogni tipo di salute, ma sono un rischio particolare per le donne affette da cancro di mammella. C'è questo lavoro che viene, immagino, citato, l'hai citato, nel comunicato stampa, sì, che dice che appunto, poiché le donne che hanno tanti pregi e che io insieme al mio maestro, che è questo qui, abbiamo considerato, devo dirlo per la diretta, come si chiama? No, non c'è bisogno. Abbiamo considerato sempre superiori agli uomini, le donne hanno qualcosa in meno, perché è fisiologico che sia così, hanno un deficit di un enzima che metabolizza l'alcol, per cui devono stare più attente dei maschietti quando consumano alcol. Ciò non vuol dire che bisogna essere talebani e quindi eliminare completamente l'alcol dalla dieta, perché non penso che in un paese come il nostro sia possibile, ma vuol dire che c'è necessità di una maggiore attenzione. Per questo questa conferenza stampa, che si basa sugli stili di vita, vuole essere uno stimolo a tutti voi, a tutti noi e a tre donne che parleranno, perché questo avvenga e sia noto alla popolazione, perché i cittadini queste cose non le sanno. Se tutti i cittadini, direi dei paesi occidentali, ma sicuramente italiani sì, sanno che l'abitudine tabagica aumenta il rischio di cancro, sicuramente non sanno, perché nella pratica clinica quotidiana questo lo vedo spesso, che gli incorretti stili di vita in altri campi sono fattori di rischio per il cancro, e questo è un compito che ci siamo prefissi da anni, su cui stiamo lavorando e che dobbiamo continuare a lavorare grazie al vostro aiuto. Grazie. Federica, entriamo nel dettaglio. Scriviamo nel tuo virgolettato che il consumo di alcol anche di bassa entità può portare a un incrementato rischio. Quello che sappiamo da diversi studi è che il rischio relativo aumenta di circa il 7% per ogni unità alcolica aggiuntiva giornaliera consumata. La cosa importante da sottolineare è che il consumo alcolico si può associare anche ad aumentato rischio di sovrappeso ed obesità, anch'essi a loro volta correlati ad aumentato rischio di sviluppo di carcinoma mammario, soprattutto nella donna in postmenopausa, dove una delle principali fonti di produzione estrogenica è proprio il tessuto adiposo, con conseguente eccessiva stimolazione della ghiandola mammaria. È importante inoltre sottolineare come nell'età più avanzata il limite raccomandato giornaliero si vada ad abbassare ulteriormente, proprio perché con l'avanzare dell'età si riduce in modo progressivo quella che è la capacità di metabolizzare l'etanolo. Grazie, altra Federica, in questo caso Federica Martorana. Noi siamo partiti con questo progetto come AIO sui corretti stili di vita a 360 gradi, che coinvolgono diversi aspetti. Uno degli aspetti su cui insistiamo molto è il tema dell'autopalpazione, un esame assolutamente gratuito, assolutamente non invasivo, assolutamente tranquillo, che troppe poche donne ancora fanno. Federica, perché è importante l'autopalpazione? Allora è fondamentale perché ci consente come forma di prevenzione secondaria di individuare in fase estremamente precoce dei tumori che quindi hanno un'alta probabilità di guarigione. Andrebbe effettuata a partire dai 20 anni ogni mese. Ma ricordo che la modalità di screening riconosciuta dal nostro sistema sanitario nazionale è la mammografia
è che è cruciale aumentare l'aderenza a questo esame per le donne nella fascia di età in cui la mammografia è riconosciuta come screening, perché se sul territorio nazionale il tasso di aderenza si attesta al di sopra del 53%, esistono purtroppo oggi ancora delle rilevanti discrepanze fra nord, centro e sud. Ve lo dice a malincuore una siciliana, poiché nel nord il tasso di aderenza supera il 61%, si attesta intorno al 48% al centro, per scendere al 40,5% al sud. E vorrei ricordare inoltre che oltre alla prevenzione primaria e secondaria esiste una terza forma di prevenzione, che è la prevenzione terziaria, che riguarda cioè quelle donne che hanno già avuto una diagnosi di carcinoma mammario e che consiste nel mettere in atto tutta una serie di stili di vita che possano prevenire la recidiva di questo tumore. Recentemente è stato pubblicato su JAMA Network Open uno studio molto interessante, lo studio DELCAP, che ha valutato come l'aderenza a un corretto stile di vita secondo i dettami imposti dall'American Cancer Society e dall'American Institute for Cancer Research possa ridurre il rischio di recidiva e morte. In una coorte molto ampia, 1340 pazienti con carcinoma mammario in fase precoce ad alto rischio di ricaduta, ebbene quello che è emerso è che l'aderenza a questi stili di vita sani riduce di ben il 37% il rischio di recidiva e addirittura del 58% il rischio di morte. Questi sono dati particolarmente rilevanti che devono farci riflettere. Questa campagna importante, tante attività, abbiamo realizzato questi opuscoli Saverio che verranno distribuiti nelle farmacie sul tema del peso, il consumo di alcol, dell'attività fisica. Sì. Passate il microfono. Il microfono, se no ancora ci sono? Giusto? Vai. Giusto. Allora, i tre sono dati il giusto peso, sono carini anche i claim, con l'alcol, moderazione e ora di muoversi. Sono graficati in maniera semplice, in maniera colorata perché attira l'attenzione e soprattutto saranno distribuiti, soprattutto, lo dico 2 volte, nelle farmacie. Questo perché? Perché le farmacie hanno costituito un bel bastione durante la pandemia, per una serie di motivi che non stiamo qui più a specificare. Le farmacie sono rimaste aperte come gli ospedali, i farmacisti privati e pubblici hanno lavorato come gli ospedali e la popolazione, i cittadini hanno imparato di nuovo ad affidarsi ai farmacisti per tanti temi di salute. Questa è una cosa bella anche perché da parte dei farmacisti c'è molta attenzione a questa nuova apertura che loro hanno visto poi nei fatti e che dà un giusto peso a una professione che forse negli ultimi anni aveva avuto un po' di abbattimento di immagine, diciamo così. Per questo motivo abbiamo stabilito che vengano diffusi questi booklet, si chiamano così? Booklet? Perfetto. Nelle farmacie del territorio nazionale in modo che diano queste informazioni proprio per quello che dicevamo prima, cioè la cittadina, visto che si parla di donne, ma comunque la donna in Italia non ha ancora questa conoscenza e quindi noi dobbiamo dargli questa conoscenza perché è importante, ma non soltanto sul cancro della mammella, perché poi qui parliamo di cancro della mammella, ma tutti voi sapete quanto queste scarse abitudini nello stile di vita siano importanti per tutti i tipi di tumore. Penso per esempio al tumore dell'ovaio, che è così correlato con l'aumento di peso che forse c'è proprio c'è una correlazione tanto stretta che spesso non viene raccontata alle nostre donne. È importante sviluppare questa campagna, 55.000 sono i casi ogni anno di tumore del seno, è possibile ridurre il carico di malattie, da un lato evidentemente per garantire alle donne una vita in salute, più anche per garantire la sostenibilità del sistema. Per fortuna il tumore del seno è uno di quei tumori, quelle neoplasie, in cui l'innovazione ha registrato grandi progressi. Oggi a 5 anni l'88% delle donne è ancora viva. Ecco, l'innovazione è una delle caratteristiche di AstraZeneca. Alessandra Dorigo è la nuova capa dell'oncologia di AstraZeneca. Alessandra, perché avete deciso di sostenere un progetto con ION sui corretti stili di vita nelle donne?
Grazie, buon pomeriggio a tutti. AstraZeneca Italia vuole avere un impatto positivo sull'intera società e naturalmente una miglioria della cura, soprattutto in campo oncologico, parte da una migliore diagnosi, una migliore prevenzione. Quindi noi lavoriamo con tutti gli attori dell'ecosistema. Oggi siamo qui per dimostrare che insieme a una società scientifica quale IOM vogliamo insieme rinnovare un messaggio di educazione della popolazione generale per prevenire. Prevenire è meglio che curare. AstraZeneca sappiamo che ha una pipeline in oncologia veramente straordinaria, che non solo affronta il tumore della mammella con diversi farmaci che vanno su diversi setting della patologia oncologica mammaria, ma ha questa pipeline differenziata su tutti gli oncotipi, quindi vuol dire portare in Italia una grande innovazione per tutti gli oncotipi. Grande innovazione che significa avere una grande responsabilità, ed è per questo che oggi siamo qui per un tema di salute pubblica. Siamo di ritorno dall'ESMO, il Congresso Europeo di Oncologia Medica. Siamo contentissimi perché nell'anno 2023 AstraZeneca ha portato a registrazione 10 studi registrativi in 10 oncotipi, e quindi siamo molto orgogliosi perché abbiamo avuto 100 abstract, 2 presentazioni a livello della Presidential Session, 26 presentazioni orali che rinnovano a tutta la comunità scientifica europea l'impegno di AstraZeneca proprio in oncologia. Andando nello specifico nel breast cancer, il cancro al seno, come avete detto, rimane un problema importante di salute pubblica che vedrà dei numeri crescenti nei prossimi decenni, e quindi proprio in qualità di pionieri quali siamo nella ricerca, soprattutto perché abbiamo in corso 160 studi clinici in Italia come AstraZeneca, di cui 90 in oncologia medica, ci prendiamo cura proprio del migliorare, del cambiare questi paradigmi di trattamento del cancro alla mammella. Abbiamo appunto questa pipeline enormemente differenziata, parliamo di precision medicine perché con i nostri farmaci andiamo a targetizzare il cancro a seconda appunto dello stadio di malattia, con dei risultati che hanno migliorato la sopravvivenza di queste pazienti, ma migliori studi tra fase 4 e studi osservazionali e 5 studi indipendenti, proprio per rafforzare il rapporto di partnership che abbiamo con l'accademia e quindi con le società scientifiche come IOM. Sappiamo che ad oggi nel 2023 più di 2000 pazienti con cancro alla mammella hanno beneficiato dei nostri farmaci, e questo ci rende orgogliosi perché vediamo nella pratica clinica la traduzione del nostro impegno quotidiano. E oggi sono contentissima, io sono da pochissimo in AstraZeneca, ho raggiunto questa fantastica azienda da luglio rientrando dall'Inghilterra, quindi rivedo veramente un'eccellenza italiana, e penso che l'essere a questo tavolo oggi insieme alla società scientifica IOM, ma anche appunto a medici italiani che rappresentano veramente le eccellenze italiane e la voglia di avere un impatto positivo su tutte le generazioni, in questo caso sul breast cancer, e quindi pensiamo anche alle giovani generazioni. Quindi la sensibilizzazione, la prevenzione e la comunicazione sono davvero fondamentali. Noi ci siamo e ci saremo. Grazie Alessandra. Allora, prima di lasciare spazio ai giornalisti, abbiamo ancora 10 minuti, volevo fare una domanda alle due Federiche. Come mai così bassa l'adesione agli screening, in particolare al sud? Perché le donne non fanno la mammografia? Bella domanda, penso che il problema principale sia la mancata consapevolezza dell'importanza di una diagnosi precoce. La classica 55enne, 60enne sicola che dice sì, vabbè, ma poi la faccio, oggi rimando, poi ci pensiamo l'anno prossimo, senza capire l'importanza di avere diagnosticato una malattia in fase precoce, possibilmente quando ancora noi diciamo in termine tecnico una neoplasia in situ, che si risolve con la sola chirurgia, senza avere rischio di metastasi a distanza che rendono poi la malattia sì curabile, ma non guaribile. Federica, invece dal tuo osservatorio, Padova, Veneto è una delle regioni virtuose, anche se siamo ancora bassi. Sì, no, esatto, io comunque appartengo a una regione in cui l'adesione allo screening non è ancora ottimale, però
sicuramente dal punto di vista, diciamo, dello scenario eterogeneo italiano è tra le più virtuose. Siamo ancora lontani, io sono perfettamente d'accordo con Federica, credo che il grosso problema sia una mancata consapevolezza di quanto davvero lo screening faccia la differenza in termini di guaribilità. Il tumore alla mammella è tra i più curabili di quelli che esistono, tuttavia la guaribilità vede come, diciamo, step cruciale la diagnosi precoce e lo strumento ad oggi più potente che abbiamo a disposizione è proprio la mammografia di screening. Quindi credo che il lavoro che debba essere fatto è proprio andare a lavorare su una maggiore consapevolezza. Saverio? Il problema è che l'Italia non è solo divisa in nord, centro e sud, ma è divisa proprio in macchia di leopardo. Ci sono delle valli del Veneto, delle valli della Bergamasca, che hanno un tasso in Liguria, delle valli ligure che hanno un tasso di adesione che è inferiore a quello delle regioni del sud. Ci sono zone del sud Italia, tipo, per fortuna, ma anche per il lavoro fatto, la provincia in cui lavoro, noi abbiamo un tasso di adesione del 58%. A Brindisi, che vuol dire che poiché è stata creata una Blessuni nel 2008, questo lavoro che non è mio ma è di tutti i miei, ma è dei chirurghi, dei radioterapisti e di tutti gli altri che compongono una Breast Unit, adesso ufficiale ma prima spontanea nell'ASA, ha funzionato e funziona anche il rapporto con le associazioni dei pazienti. Da noi ce ne sono molto attive, almeno 7. Pensate che mentre siamo qui oggi a parlare, nel mio ospedale la mia psiconcologa ha fatto oggi un tavolo con le 7 responsabili delle 7 associazioni pazienti che insistono sul territorio brindisino per coordinarle tutte insieme, per fare lo stesso tipo di attività insieme, perché sennò vanno ognuno per fatti loro e non si capisce più niente. Quindi questo che vuol dire? Che lavorare sul territorio serve, ma vuol dire anche un'altra cosa: le donne, come diceva Federica Martorana, al sud è vero, hanno anche paura. Noi abbiamo fatto un questionario non ancora pubblicato sulla paura delle pazienti che andavano a fare la mammografia in screening e abbiamo somministrato nei centri di screening, appunto, non mi ricordo, sono 2.000 o 3.000 questionari che sono tornati ai centri screening, che dovremmo prima o poi mettere sul lavoro scritto, e la paura maggiore è la paura di avere la diagnosi di cancro. Per chi ci va erano tutte spaventatissime, come anche fisiologico che sia. Chi non ci va o non vuole andare perché ha paura appunto di avere la diagnosi, o perché non ha ricevuto la convocazione, perché l'altro grosso problema è, chi ha assistito alle mie conferenze stampa in questi 2 anni lo sa, è che le lettere non arrivano. Perché torniamo alla burocrazia, le anagrafi regionali, le anagrafi dei comuni e le anagrafi delle ASL non si leggono. E se io cambio indirizzo e residenza nel mio comune, l'anagrafe della regione sanitaria, da noi si chiama EDOTTO, non viene modificata, lo stesso quello della farmacia, lo stesso agli altri, che vuol dire che è un grosso problema, perché se non arrivano le lettere non andranno mai a fare. Però se io ho organizzato un sistema di screening sul mio territorio che richiama ogni giorno, dal lunedì al venerdì, 50, 30 donne in ogni ambulatorio di mammografia, e se ne presentano 5, le risorse in termini di tempo, di personale, di mammografi e di tutto quello che vi viene in mente sono state già destinate, per cui perdiamo soldi e perdiamo tempo e alla fine si perde proprio l'essenza. E non si può fare che ne convoco 30 e se ne presentano 5 e comunque dice lo so, ne convoco 60, perché magari quel giorno se ne presentano 60. Allora questo è un problema che va affrontato alla radice, e la radice l'ho proposto, ci sono un po' di progetti sperimentali in giro, ma sono appunto ancora esperimenti, il sistema che abbiamo avuto con gli SMS per la vaccinazione al Covid. Cioè, quello ha funzionato, è un sistema nazionale, quindi non regionale, non so se va contro i decreti attuativi dell'articolo 5, spero di no, ma se anche andasse direi che ce ne possiamo assolutamente disinteressare. Sì, grazie Mauro, disinteressare, e quello è un sistema che può funzionare, perché se non facciamo questo, se non facciamo gli screening per il sangue occulto feci, che non è la coloscopia nel tumore del corretto, è il sangue occulto feci, e non facciamo il pap test per il cancro della cervice, noi non ne usciamo. E poi un'altra cosa, e poi giuro che mi taccio, facciamo vaccinare i maschi e le femmine, prima i maschi e poi le femmine adolescenti contro l'HPV, così elimineremo 5.000 casi di cancro di cui non abbiamo bisogno, perché purtroppo, come abbiamo più volte detto durante i vari eventi di AIOM, la massa, perché
perché una massa di pazienti oncologici aumenta, la massa di pazienti oncologici cronicizzati aumenta, la massa di pazienti guariti aumenta e noi siamo sempre gli stessi e non so quanto riusciremo, le forze nuove ci aiuteranno a andare avanti per gestirli così come stiamo facendo finora. Grazie, abbiamo 5 minuti per eventuali domande. La prima, sì, vai. Io volevo ringraziare AstraZeneca perché io e Mauro abbiamo scritto un libro, che facciamo un po' di marketing, che si chiama Dalla condanna alla guarigione, che racconta appunto i 50 anni di storia dell'oncologia nel cancro della mammella e parte dalla fondazione di IOM il 7 novembre del 1973. Dicevo, ringraziamo AstraZeneca che ha donato questo libro a tutti i suoi dipendenti in Italia, in tutte le divisioni, non soltanto in quelle oncologiche, dipendenti uomini e dipendenti donne, per raccontare questo messaggio. Chi l'ha letto, e qualcuno in sala spero che l'abbia letto, ma Come qualcuno, certo, tutti l'hanno letto ovviamente. Sono sicuro che qualcuno l'ha letto fino all'ultimo. Mi ha detto che è un volume comprensibile perché non è stato scritto per gli oncologi. Tu l'hai letto? Ecco, è un volume bravo, tu l'hai Il fatto segretario leggere, anche la moglie, quindi l'ha fatto leggere la moglie perché è un volume dedicato alle donne, non agli oncologi medici. Queste cose o le sanno o le dovrebbero sapere e serve per quello, per raccontare in termini, ci abbiamo provato, che siano fuori dalla torre d'avorio, quanto sia importante anche la divulgazione scientifica più elevata rispetto agli spot pubblicitari o ai booklet che distribuiremo nelle farmacie italiane. grazie. Altre domande, Fabrizio? Ha parlato di prevenzione terziaria, Sì. questo è possibile anche nelle forme metastatiche avanzate o solo per quelle... Allora, nei a stadio pazienti precoce? con malattia in fase avanzata la prevenzione terziaria si esplica attraverso tutte quelle misure che tendono a minimizzare l'impatto delle terapie sulla qualità di vita e anche dei sintomi della malattia stessa. Quindi le visite di controllo per accertarsi che le pazienti stiano tollerando bene i trattamenti in atto praticati, ma anche ad esempio fondamentale e non spesso implementato nei nostri ambulatori il supporto psico-oncologico ad esempio. Grazie. Ultimissima domanda che ci arriva dalla rete. Si sta abbassando l'età media dell'insorgenza del tumore al seno. Perché? Probabilmente per gli stili di vita. In realtà non siamo ancora, almeno io, ma penso che tutto il mondo scientifico ancora non abbia compreso perché questa età si sta abbassando e si sta abbassando rapidamente. Quando ho iniziato questo lavoro, avere una cinquantenne con cancro di mammella era un evento. Negli anni successivi avere una quarantenne con cancro di mammella è diventato un evento. Adesso abbiamo le 23enni con una diagnosi della settimana scorsa su una 23enne nel mio territorio, ma le 30enni e 35enni con cancro di mammella sono ormai quasi standard. Probabilmente è dovuto a tutto un insieme di fattori che sono lo stile di vita, l'alimentazione, i figli fatti più tardi, il mancato allattamento al seno. Alcuni hanno parlato dei trucchi. Sì, ci sono dei dati pubblicati sui trucchi, il consumo di alcol. Le ragazzine fanno gli sciottini con degli alcol nei locali, degli sciottini con degli alcol di dubbia origine che hanno dentro i coloranti. Quindi sono tutto un insieme di situazioni, ma anche probabilmente anche in parte fisiologico. Non so se vi siete resi conto che negli anni il volume delle mammelle, che sono un organo sessuale secondario ma fondamentalmente servono a allattare da un punto di vista fisiologico, si è modificato nelle giovani donne ed è cresciuto anche di taglia, coppa e misure, e quindi ci sarà anche qualcosa di fisiologico su questo, ma non la fisiologia dell'aumento di volume delle ghiandole mammarie non doveva diventare un aumento di casi di cancro al seno. Abbiamo questa realtà, abbiamo l'aumento e la maggiore consapevolezza della presenza di giovani donne con tumori alla mammella legati alle mutazioni note, BRCA1 e BRCA2, ma anche alle mutazioni meno note che andiamo a studiare e che vediamo sempre di più, e altre probabilmente ne scopriremo. E quindi di tutto questo dobbiamo renderci conto che è un nuovo obiettivo per l'oncologia medica gestire anche al meglio queste donne che spesso guariscono e che sono giovani donne che hanno una vita davanti e che possono fare un filo dopo il cancro. Diciamo in questa sede c'è anche una
comunicazione con l'esperto durante il congresso, che magari se è possibile abbiamo i sistemi per ridurre il rischio di caduta dei capelli, per migliorare la qualità di vita, per migliorare la sessualità, per preservare la fertilità, tutti i semi che ho citato in sequenza, perché AIOM di questo si è molto occupato sia durante questo mandato che durante i mandati precedenti, e di cui come presidente attuale per poche ore ancora di questa società scientifica sono orgoglioso. Siamo tutti molto orgogliosi. In chiusura una notizia di servizio particolarmente importante: come sapete oggi pomeriggio siete tutti invitati, si terrà all'auditorium la cerimonia inaugurale del nostro 50° congresso, una cerimonia pirotecnica per certi versi. Come sempre, come ormai abitudine, io ho il piacere e l'onore di coordinare la sessione legata al premio Giovanni Maria Pace, al riconoscimento che viene assegnato in nome del nostro collega morto scomparso nel 2002 a causa proprio di un tumore, e considerato il padre fondatore del giornalismo scientifico italiano. Nel pomeriggio oggi leggerò le motivazioni, però in conferenza stampa, dato che trovate nella cartella stampa la nota, comunico ai giornalisti quali sono state le decisioni prese dal Presidente e dalla giuria, per cui quest'anno i premi sono assegnati a 2 eccellenti giornalisti e personalmente 2 grandi amici: Raffaella Cesaroni di skytg 24 e Daniele Banfi, redattore di Fondazione Aronesi. L'applauso a loro. Oggi pomeriggio poi la cerimonia inaugurale e daremo ovviamente a loro la parola. Questa è una notizia di servizio perché è importante. Bene, chiudiamo qui questa prima giornata di attività media. Domani altri 2 appuntamenti con i giornalisti. Grazie a Saverio, a Federica Miglietta, a Federica Martorana, a Alessandro Dorigo. Importante, Alessandra, proseguire in questi rapporti nell'assoluto rispetto delle parti, ma fra l'azienda, le company e la società scientifica. Abbiamo parlato prima anche di problemi nella disponibilità delle molecole innovative, i tempi, l'assoluta contrarietà nostra ai prontuari regionali, all'impegno della società scientifica, che deve vedere in un rapporto virtuoso anche le company impegnarsi. Grazie mille a tutti, come sempre. Adesso qua a sinistra c'è la pappa che ci aspetta. Buon lavoro. Grazie.